Sono le primissime immagini del backstage di Il tempo e i giorni, la trilogia scritta e diretta da Alessia Buiatti, trevigiana d'origine e bellunese d'adozione, che indaga il tema della violenza vista con gli occhi dei bambini. È molto difficile capire e sentire veramente che cosa provano i piccoli quando sono vittime di violenza, di maltrattamenti, di questi silenzi prolungati, e quindi questo film è dalla loro parte. Noi stiamo con la camera sempre dietro di loro come fossimo un terzo personaggio, gli adulti non ci sono, un po' come alla Charlie Brown, non sono presenti, e riusciamo secondo me in questo modo a provare i loro sentimenti, e lo scopo è appunto arrivare agli adulti e comunicare qualcosa a loro. Ambientato fra Lio Piccolo nella magica laguna di Venezia, Marghera e le Dolomiti, il film breve è un canto sulla giovinezza e sull'innocenza, dice Buiatti, la capacità di dimenticare il male attraverso il gioco e poi di ripiombarci dentro, perché è dai grandi che in fondo dipende la felicità. Molto spesso una donna subisce violenza e accetta questa violenza, tranne che non sia un fatto episodico per strada, perché l'ha sopportata fin da piccola, e quindi è da lì che dobbiamo agire. C'è bisogno di parlare di questi temi che sono sociali, però in realtà non sono giornalistici, cioè sono storie che sono accanto a noi tutti i giorni, ma abbiamo bisogno di sentire con la pancia, non solo di capire con la testa. Ecco. Il lavoro, che sarà presentato ai festival, è stato patrocinato dall'Associazione Nazionale Donne in Rete contro la Violenza, dalle città di Venezia, Treviso e Belluno, oltre che da Spazio Donna Onlus e Fondazione Teatri delle Dolomiti. Con Alessia Buiatti al suo debutto come regista, i professionisti della macchina da presa e due giovanissimi protagonisti. Ha un lieto fine. Sì, ha un lieto fine, però bisogna farne di strada. Stop!